perché in questi giorni, vero, siamo tutti in grande preoccupazione per questo. Esatto. Ora, proprio da un punto di vista base, Sì. dal punto di vista della malattia, la malattia infartuale e la malattia coronarica di cuore e la malattia neoplastica maligna non hanno una relazione diretta col problema del coronavirus. Certamente non c'è relazione diretta. Una cosa che può essere importante per la parte clinica, e io non mi occupo di malattie infettive, è il fatto che il coronavirus, e le nostre istituzioni hanno molto ben presente questo problema e lo affrontano nel migliore dei modi possibile, questo virus tende ad essere più aggressivo, a colpire di più, ad essere più maligno, diciamo, sulle persone che hanno altre patologie concomitanti. Ecco. Questa può essere l'associazione clinica. Il paziente più debilitato, il paziente più severo, risente di più anche della malattia da coronavirus. In questi casi, per esempio, un paziente che in questo momento magari ha delle disfunzioni cardiache o comunque è soggetto a delle terapie proprio in questo momento storico, che cosa deve fare? Ci sono degli accorgimenti da assumere in più rispetto a chi non ha queste patologie? Ora, il paziente che non ha queste patologie di base, la persona che svolge vita attiva normale, risente dell'infezione da coronavirus come una malattia, diciamo, di tipo similinfluenziale, mettiamola così, e il suo andamento tendenzialmente è più benigno, è più favorevole. Il paziente che invece ha patologia cardiovascolare importante, neoplastica, ma anche altre comunque, proprio perché è più debilitato, ne risente di più e l'andamento può essere meno favorevole. Questo è il problema ed è una cosa che è tenuta molto in considerazione negli ospedali e nei posti di cura, insomma, per questi pazienti.